Ehi, tifoso napoletano. Benvenuto a un altro Rapporto Napoli. Oggi ti ho portato una notizia esplosiva che ti farà rimanere a bocca aperta. Lo sapevi che il Napoli ha quasi ingaggiato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio moderno? Sto parlando di un campione che ha vinto 5 Champions League, ha preso il pallone d'oro e è considerato uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi. Ebbene sì, tifoso. Luka Modric, proprio quel Modric del Real Madrid, è stato a un passo dal vestire la maglia azzurra. E ora ti racconto tutti i dettagli di questa storia incredibile che è venuta alla luce proprio adesso. Resta con me fino alla fine perché questa vicenda ha colpi di scena che non crederai. Questa informazione esclusiva è stata rivelata niente meno che da Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli e dell'Udinese, in una recente intervista al giornale La Stampa. E senti cosa ha detto: per caso vidi Modric a 18 anni, quando giocava nella Dinamo Zagabria. Era sconosciuto. Io lo volevo al Napoli. Immagina, tifoso. Modric a soli 18 anni, ancora completamente sconosciuto al grande pubblico europeo, che giocava in Croazia. E Marino aveva già individuato il talento grezzo di quel ragazzino magrolino, che sarebbe diventato una leggenda del calcio mondiale. Mentre tutto il mondo avrebbe scoperto Modric solo anni dopo, il Napoli aveva la possibilità di fare il colpo del secolo. Stiamo parlando del 2003-2004, quando Modric era ancora una promessa nella Dinamo Zagabria. Pensa alla portata di questa cosa. Se quel trasferimento fosse andato in porto, la storia del Napoli e dello stesso Modric sarebbe potuta essere completamente diversa. Il croato avrebbe potuto diventare un idolo azzurro come Maradona, Hamšík e tanti altri. Ma tu mi chiederai, se il Napoli lo voleva così tanto, perché l'affare non è andato a buon fine. Ed è qui che la storia diventa ancora più frustrante. Tifoso. Secondo Marino, furono ragioni burocratiche a impedire l'ingaggio. Ragioni burocratiche. Ci credi? Non è stato per mancanza di soldi, non per mancanza di visione, non perché il giocatore non voleva. È stata la burocrazia. Quelle noiose questioni amministrative che a volte bloccano grandi affari nel calcio. Poteva trattarsi di problemi di documentazione, di scadenze per i trasferimenti internazionali, di questioni lavorative, non lo sappiamo con esattezza. Ma il fatto è che il Napoli ha perso l'occasione di prendere uno dei più grandi giocatori della storia per motivi amministrativi. Fa male al cuore, vero? Immagina Modric a dettare legge a centrocampo al San Paolo, oggi Maradona, con quella eleganza, quella visione di gioco assurda, quei passaggi millimetrici. E a proposito di storie incredibili del Napoli, tifoso, se ti sta piacendo questo contenuto esclusivo, non dimenticare di lasciare quel like furbo qui sotto. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a portare sempre più notizie calde sul nostro Napoli. E se ancora non sei iscritto al Rapporto Napoli, corri a premere quel pulsante iscriviti. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perderti nemmeno una novità sul Club del Cuore. Qui siamo una famiglia napoletana, e più cresciamo, più diventa forte la nostra voce. Quindi conta su di me, che io conto su di te. Va bene. Ora continuiamo con questa storia sensazionale. E sai qual è la cosa più interessante di tutta questa vicenda? Lo stesso Marino ha fatto un paragone perfetto nella stessa intervista. Ha raccontato come riuscì a prendere Marek Hamšík, rimasi incuriosito dal suo scudo, poi lo osservai attentamente e fu una rivelazione. Lo ingaggiai immediatamente. In altre parole, tifoso, Marino aveva l'occhio clinico per riconoscere i talenti. Vide Hamšík, capì il potenziale e boom. Chiuse l'affare in fretta, senza lasciare che la burocrazia intralciasse. E Hamšík cos'è diventato? Il miglior marcatore della storia del Napoli. Una leggenda vivente del club. Ora immagina se fosse riuscito a fare lo stesso con Modric. Avremmo avuto Hamšík e Modric a giocare insieme a centrocampo del Napoli. Sarebbe stato uno dei centrocampi più tecnici e talentuosi della storia del calcio italiano. La coppia sarebbe stata imbattibile. La creatività di Hamšík con l'eleganza e la visione di Modric. Mamma mia! Mi vengono i brividi solo a pensarlo. Ma sai cosa ci insegna questa storia, tifoso?
che il mercato dei trasferimenti è imprevedibile, che a volte si perdono grandi opportunità per dettagli, per tempismo, per cose che sfuggono al controllo sportivo. E Marino ne ha parlato proprio nell'intervista. Ha commentato l'uso sempre maggiore di algoritmi e dati nel calcio moderno, come sta facendo ora la Juventus. Secondo lui i dati sono importanti, sì, soprattutto i parametri fisici e atletici. Ma niente può sostituire il misuratore visivo, come lo chiama lui, cioè l'occhio clinico umano, la capacità di vedere il talento oltre i numeri. Ed è stato proprio quell'occhio clinico a fargli individuare Modric quando aveva solo 18 anni ed era nessuno sullo scenario europeo. Il calcio moderno è fatto di scienza, di statistiche, di analisi dei dati, ma c'è ancora quel componente umano, quell'intuizione che solo i grandi conoscitori dello sport possiedono. E allora, tifoso napoletano, che ne pensi di questa storia surreale? Immagina se Modric avesse indossato l'azzurro. Quanti trofei in più avrebbe potuto vincere il Napoli? Come sarebbe stata la sua carriera? Sarebbe comunque andato al Real Madrid? Sono domande a cui non potremo mai rispondere, ma che dimostrano quanto il calcio sia fatto di dettagli. Lascia qui nei commenti. Pensi che Modric sarebbe diventato la leggenda che è oggi se fosse arrivato al Napoli in quell'epoca? Non dimenticare il like, l'iscrizione e di condividere questo video con quell'amico napoletano che impazzirà anche lui per questa storia. Questo era il rapporto Napoli di oggi e ci vediamo nel prossimo video con altre notizie calde sul nostro Napoli. Forza Napoli sempre!